Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. A Palermo sequestrate dalla polizia più di 12 tonnellate di tabacco trovate in un camion con targa bulgara fermato all'uscita del casello autostradale di Buonfornello. Il conducente del camion, Alexander Kolev Ristov, di 34 anni, di Gabrovo in Bulgaria, è stato arrestato. Si tratta di uno dei più grandi carichi illegali di sigarette in Sicilia negli ultimi anni, con 45.000 stecche di sigarette di contrabbando. Adesso a Trapani, personale della DIA ha effettuato una perquisizione nell'ufficio anagrafe del comune di Alcamo. Sono stati acquisiti alcuni cartellini di carte di identità e i documenti che rimangono al comune dopo l'emissione delle tessere di identificazione. Secondo indiscrezioni, la perquisizione è legata alle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Torniamo a Palermo. Madre e compagna di 2 detenuti hanno tentato di introdurre droga nel carcere Pagliarelli. Durante i colloqui con i detenuti, gli agenti della polizia penitenziaria hanno intercettato la droga durante i controlli. Nel primo caso una donna che era la convivente di un detenuto cercava di introdurre 15 grammi di hashish. Nel secondo caso la madre di un detenuto ha cercato di nascondere 41 grammi di hashish in un pacchetto di patatine. La Procura di Palermo ha richiesto il processo per i vertici della municipalizzata AMAP L'Acqua Metropolitana Ambiente Palermo per la gestione dei depuratori. Tra i destinatari ci sono Maria Prestigiacomo, ex presidente AMAP ed ex assessore di Palermo, e l'attuale amministratore unico Alessandro Di Martino, insieme ai dirigenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo e Dorotea Vitale. L'udienza preliminare per decidere se mandare a processo gli indagati si terrà il 9 marzo. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.